Intanto solo un attimo che volevo presentare la professoressa Milani, che è professoressa ordinaria di pedagogia sociale e di pedagogia delle famiglie all'Università di Padova, è responsabile scientifica nazionale del PIPPI, che è un programma di intervento per prevenire l'istituzionalizzazione, un programma per la prevenzione della vulnerabilità familiare grazie a una partnership istituzionale con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La ringrazio per la moderazione di questa seconda sessione. Grazie mille Isabella, grazie alla dottoressa Spadolini e a tutti voi che avete organizzato questo evento significativo di oggi. Grazie a chi è qui e a chi ci sta ascoltando online. Io non rubo tempo perché ho capito che siamo in ritardo, quindi vado velocissima. Abbiamo degli ospiti super illustri che davvero è importante ascoltare. Dico solo appunto che sono qua perché ho proprio interesse ad ascoltare, a capire meglio questa realtà, a conoscerla e soprattutto a creare delle connessioni con il lavoro che non solo, come è stato detto finora in maniera molto importante, la scuola può fare nell'educazione rispetto alla crescita e agli apprendimenti musicali, ma anche il mondo dei servizi sociali, socioeducativi, delle reti informali della comunità. Noi nel programma PIPPI lavoriamo con bambini e famiglie che vivono in una situazione di particolare svantaggio sociale. Lavoriamo perché ogni bambino abbia diritto a un progetto di intervento il più possibile unitario, cioè non frammentato tra diversi attori, che abbia qualcuno che si occupa di lui a scuola, poi ci sia qualcuno che si occupa della sua mamma che magari ha problemi psicologici o psichiatrici, allora c'è l'ASL e poi c'è l'assistente sociale del comune che fa altre cose. Abbiamo sentito qualche slogan stamattina per essere semplici e veloci. Uno slogan è un progetto per e con ogni bambino e con ogni famiglia, non tanti pezzettini di progetto. E questa idea è diventata oggi un LEPS, che è un livello essenziale di protezione sociale, e volevo condividere con voi che abbiamo finalmente questa nuova norma che riconosce il fatto che le famiglie che attraversano situazioni di vulnerabilità hanno un nuovo diritto, il diritto all'accompagnamento, ad avere un progetto di sostegno che le accompagni nel percorso della loro vita e soprattutto della crescita dei bambini. Ecco, a me pare che unire le forze, unire gli interventi e dare la possibilità ai bambini non solo di essere seguiti con gli strumenti tradizionali del servizio sociale della scuola, ma anche con gli strumenti che voi ci state raccontando oggi, sia una grande possibilità di innovazione e di pensare proprio l'accompagnamento dei bambini e delle famiglie nei percorsi di crescita in modo nuovo. Quindi abbiamo avuto qualche contatto anche pochi giorni fa a Roma con un coro, Manos Blancas, che ci ha regalato un momento di gioia incredibile durante un convegno alla presenza di un ministro e quindi anche il ministro ha capito cosa possono fare i bambini che apparentemente hanno delle disabilità e invece sono in grado di regalare gioia, molta gioia. E quindi io sono particolarmente onorata che abbiamo qui i fondatori dei coro Manos Blancas, che sono dei musicisti, strumentisti, ma anche dei pedagogisti e degli educatori, e con questa loro competenza ci raccontano di questa avventura da cui noi veramente vorremmo attingere. Naibet. Sì, grazie. Bene, si sente? Perfetto. Bello. Siamo felici, vero? Siamo felici. Allora, un momento, vediamo. Perfetto, geniale. Abbiamo detto cosa hermosa, bella a tutti, nel senso di dire buongiorno a tutti. Allora, noi ringraziamo veramente per questo invito al Presidente, essere qui in questo palazzo, questa villa, questa cosa meravigliosa. Grazie Isabelle, veramente siamo
molto contenti per questo, per essere qui. Vogliamo in il senso dire che vi accompagna anche nel cuore e nel pensamento e nel pensiero nostro la professoressa Savina Colonna Preti, che vi invia un grande saluto a tutti. Okay? Per cominciare questa condivisione di esperienza è necessario citare gli ideali perseguiti dalla opera del maestro José Antonio Abreu, 1974, un'azione sociale per la musica, il cui scopo fondamentale è quello di dare la pratica strumentale corale, il veicolo per il recupero dei bambini e giovani considerati in una situazione di vulnerabilità sociale. Il sistema di orchestra e cori del Venezuela è aperto a tutta la società con un alto concetto, un alto ideale della educazione musicale che contribuisce al sviluppo integrale dell'essere umano e è legato alla comunità con un alto concetto di cooperazione e coltivazione di valori trascendenti che hanno un impatto sulla trasformazione del bambino, dei giovani e del contesto della famiglia. Oggi ha un contingente di insegnanti che lavora per il raggiungimento dell'obiettivo comune, mistico, di gioia ed la formazione del gruppo multidisciplinari altamente motivati che si identificano con la istituzione, la istituzionalità. Siamo convinti di questo. Il movimento orchestrale è riconosciuto come un'opportunità di sviluppo personale, intellettuale, sociale e professionale, in cui vengono convogliate le attitudini e le capacità dei bambini e dei giovani che si formano come cittadini. Tutti i nuclei del sistema venezuelano sono nati tra le braccia di un padre, José Antonio Abreu, che ci ha lasciato in eredità il suo pensiero profondo e dire: chi vive un'orchestra e un coro pratica la concertazione. La concertazione per cosa? Per generare bellezza, come lo ha detto il padre Boccaro, di maniera magistrale. Grazie, padre. A quale bellezza si rifiere il maestro? È il momento di riflettere di questo. A quale bellezza vi parla? Alla bellezza dell'esistenza dell'essere. Il sistema è presente nella scuola pubblica venezuelana con la creazione di orchestre e cori attraverso lo svolgimento del programma del pupitre all'atril. Che cosa vuol dire questo? È dire del banco al leggio. Oggi rinominato Simón Bolívar. Il sistema nella scuola pubblica venezuelana contribuisce al processo di integrazione tra cultura e istruzione. Nel processo educativo i bambini iniziano a interpretare arrangiamenti e versioni più semplificati di grandi opere musicali fino a essere in grado di suonare queste stesse opere nelle loro versioni originali. I membri dell'orchestra e del coro imparano a risolvere con maturità la difficoltà dello strumento. Apprendono la pratica dello studio costante e direi la disciplina.
e acquisiscono principi e competenze favorevoli al lavoro in gruppo, al leadership, che ha detto l'amico, alla responsabilità, alla costanza, alla solidarietà, all'impegno, al valore dello sforzo personale per raggiungere gli obiettivi proposti e il valore, il contributo individuale alla relazione collettiva. Allora, date questa caratteristica di questo modello educativo, non sono previsti esami di admissione o selezione per bambini e ragazzi, né esame per valutare la conoscenza acquisita. Il concerto stesso è la manifestazione che dimostra le competenze raggiunte in modo divertente e libero in un gruppo. Quindi l'importante è imparare per competenza. La nostra esperienza indica che il test di selezione sono penalizzanti per i bambini, in quanto sottoporli a una valutazione le inibisce dal mostrare le proprie capacità, mentre attraverso la pratica il bambino entra nel gruppo, acquisite fiducia e inizia a mostrare il proprio potenziale. Oggi, in questo bellissimo spazio, esprimiamo la nostra concezione di valutazione, che di solito non le piace molto o molti meno quando l'esprimiamo in incontri educativi. Siamo convinti che la valutazione debba essere effettuata non sui ragazzi, ma sugli insegnanti, che ha la responsabilità di gestire una classe, di trasformarla in un laboratorio scientifico di apprendimento. Siamo convinti di questo. L'ideale del maestro José Antonio Abreu, con la sua opera, il sistema di orchestra e i cori, sono servite come base per la nostra idea di promuovere la presenza di bambini con disabilità all'interno dell'orchestra. Il coro de Manos Blancas, ideato nell'anno 1994 da Johnny, sta qui accanto a me, e di chi vi parla, è oggi un'esperienza sistematizzata alla quale abbiamo dato una base teorica e condividiamo la propria concettualizzazione. Il coro de Manos Blancas è uno spazio educativo e artistico in cui si riunisce un gruppo di persone con e senza disabilità, in cui la voce emerge contemporaneamente al gesto con movimenti coordinati, il cui simbolo guanti bianco rappresenta la risonanza nella stessa frequenza. Questa pratica artistica è condotta da 2 direttori che si coordinano insieme. Il coro de Manos Blancas è un spazio educativo che favorisce il coordinamento di un collettivo per dare vita a una opera musicale e generare bellezza con tutti i suoi elementi. In esso impariamo l'esercizio della concertazione per produrre accordi e in questo modo impariamo a trascendere anche nella società, in modo che la musica diventi un mezzo per raggiungere la trascendenza del vivere, dell'essere, del pensare, del volere e del fare, in una strategia visionaria e lungimiranti. Per questo il coro de Manos Blancas è uno spazio artistico musicale in cui un discorso si genera dalla congiunzione dei materiali utilizzati, la voce e il gesto. La pratica musicale collettiva dalla concertazione non mira solo a sviluppare la capacità tecnico-strumentale degli esecutori, ma soprattutto a rivelare l'esistenza dell'altro,
ascoltare la sua voce come altro legittimo, a mostrare la manifestazione della volontà dell'altro, che si fa manifesta nella creazione artistica stessa. Che è importante in questa esperienza di vita è la capacità della persona disabile. Così, dal primo momento in cui la persona arriva in questo spazio, assume e comprende il proprio essere nel mondo, non come un altro escluso, ma come persona di pari valore rispetto agli altri. È l'organico di un coro di Manos Blancas è dato da una sezione vocale determinata dalla disposizione armonica contenuta nella opera, ovvero la voce del soprano, del contralto, del tenore e del basso, presa da un direttore, e una sezione gestuale presa da un altro direttore. Entrambe le sezioni sono interdipendenti. Il coro di Manos Blancas non è concepibile quando manca una sezione o con la preferenza di un'altra, né è una composizione di una delle sezioni che si fa risaltare o distinguere o delimitare l'altra. Non si tratta di un coro che canta e di un altro coro che accompagna, traduce in lis o fa da interprete attraverso il segno. Il coro di Manos Blancas, in quanto a coro, è un organico indivisibile che amalgama voce e gesto. La voce e i gesti sono il corpo. Ogni voce è la voce di un corpo, ma a sua volta anche il gesto è la voce di un corpo. Pertanto, vocalità e corporeità costituiscono l'aspetto fenomenologico del discorso vocale gestuale del coro di Manos Blancas. Ora, la sezione gestuale del coro di Manos Blancas non appartiene o è esclusiva dei partecipanti sordi. Tutte le aree dell'educazione speciale, visivi, motori, la sordità, deficit cognitivo, impedimento motorio, tutte le aree che sono 6, gli spettro autistici, tutte questa area sono integranti entrambe le sezioni e la loro partecipazione è determinata dalla capacità della persona come espressione del proprio essere nel mondo. Allora, la gestualità è data dalla LIS come momento grammaticale di partenza nella costruzione del gesto. Il gesto è una costruzione semiotica basata sul movimento del corpo nello spazio occupato dai corpi. Non può essere concepita solo come LIS, poiché la LIS è una traccia che priva il transito spazio-temporale imposto dalla musica. Il segno è il luogo specifico, il gesto è il transito di tutto il corpo. Nella discursività gestuale di un coro di Manos Blancas, la letteratura in versi con misura, accentuazione, periodicità segue la linea guida di una grammatica musicale in corrispondenza delle norme letterarie. È qui che si realizza una relazione essenziale tra il ritmo, tempo e l'azione motoria di un corpo nella stessa frequenza. È un compito arduo sincronizzare gli elementi fisici della musica con il materiale voce e gesto per produrre una precisione uditiva e visiva coerente. Possiamo dire che la discursività gestuale è
una questione di linguistica e poesia, che si concentra sul numero di verso in ogni strofa, sul numero di sillabe in ogni verso e la sua disposizione delle sillabe come lunghe, corte, accentata, non accentata. È così che il gesto e il suo movimento trascendono nell'arte. Un altro aspetto a sottolineare è che l'opera musicale è direttamente connessa con l'espressione del viso. Questo viso, con il movimento della testa, degli arti superiori e inferiori, nelle loro combinazioni a tetrade, sono connessi con i 4 voci da pronunciare, dire il soprano, contralto, tenore e basso, costituendo una unità armonica di espressione. La discursività gestuale del coro de Manos Blancas parte dalla lingua dei segni come base per la costruzione del gesto, che trascende nella discursività gestuale proprio, coinvolgendo tutte le parti del corpo. Siamo in presenza di un corpo artistico, senza limite per la musica. Concertarsi in questa pratica artistico-educativa e sociale significa dare dignità al corpo che porta con sé una disabilità, che trascende nella discursività, ma in una capacità, in altre parole, è come dire che si rivela l'esistenza dall'altro, accetta la voce dell'altro come un altro legittimo nella creazione artistica stessa e dissipa il concetto di inclusione, trascendendolo in uno nuovo, quello della concertazione. Siamo convinti che in momenti di immensa difficoltà, quello che legano e compromettono è l'essere dell'uomo. Siamo nella unica situazione in cui questo essere può emergere con maggiore chiarezza. Grazie. A continuazione vogliamo condividere un piccolo video che racconta in immagine un po' quello che abbiamo condiviso. Grazie a tutti. Tutti l'area dell'educazione speciale. Questo è in Torino Casa per Volare, una ragazza con sindrome di Down, dove espresa con su corpo la gestualidad, el ritmo, el tempo. Questo è l'inizio con la campana colorata. Luego diventano in questa campana di broncio e tubulare. Una banda ritmica per cortesia, più volume. Grazie. Questo ragazzi con autistici, deficit visuale, difficoltà dell'apprendimento. 3 ragazzi ciechi.
di Almaggiani. Vano gioventano, letterando, la buoni carne viva su carne selvano, mientras en la calle lo canta la vía, el carnaval del mundo nos amanecería, burlándose el destino me robó su amor, porque su sola porque esta mueca siniestra de la suerte y si abrigarla y más pudo la muerte como me duele y se ahonda mi herida yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limón y alivia mi tormento todo es mentira ese lamento hoy está solo mi corazón. Pues el coro de Manos Blancas en una prueba. Prima volta che il maestro Claudio Abbado ha conosciuto il coro de Manos Blancas. Un ragazzo con síndrome de Down en su práctica de direcciones orquestales. ¡Este para ti, Johnny! No sabría decir cuántas veces hemos dicho: haz lo que tú puedes, sí puedes, adelante, vamos. O sea, ese es el día a día, es eso. Todo ser humano, cuando se propone conquistar algo, tenga lo que tenga, la discapacidad que tenga, si se lo propone, lo hace. Es un don que tenemos, es un don que tenemos. Y todo es descubrir ese potencial para después desarrollarlo. Ese es el trabajo y el secreto. Maestro Isaac Perna también recibió los guantes del coro de Manos Blancas. Igual Simon Rattle recibe los guantes del coro de Manos Blancas.
Plácido Domingo también recibe los guantes del coro de Manos Blancas. Oye, los guantes... ¿Quién ayuda con la traducción? Hoy los guantes del coro de Manos Blancas reposan en la bóveda del Museo de Beethoven, al lado del cabello de Beethoven, al lado de la Tercera Sinfonía de Beethoven, porque nos ha dicho Michael Ladenburger, presidente del Museo de Beethoven, que por más de 100 años el mundo conocerá el coro de Manos Blancas, porque al lado del cabello y la Sinfonía de Beethoven están los guantes del coro de Manos Blancas, representando a todos los niños con discapacidad del mundo. Gracias, gracias. Chiara, a lei il difficile compito di continuare dopo questo momento. Mi capite, vero? Cosa posso dire io ora? Sì. Chiara ci racconta un'esperienza del coro sì, Manos io Bianca. sapevo che sarebbe stata dura, ma non pensavo così dura. Io sono Chiara Cattapan, sono un'insegnante musicista dell'Istituto Comprensivo di Vedelago, provincia di Treviso, e in questi anni ho avuto la fortuna di lavorare nell'ordine verticale della scuola statale, perché ho iniziato dalla scuola dell'infanzia, poi sono stata più di 20 anni nella scuola elementare e ora sono nella scuola secondaria di primo grado, quindi mi sono un po' resa conto di cosa significa l'approccio dell'insegnamento della musica dai bambini molto piccoli fino ai ragazzi adolescenti. Vediamo se riesco a... Ecco. Nel presentare, cioè sapendo che venivo dopo Naibet e Johnny, mi sono data allo sport e ho deciso di prendere in prestito i 17 goal dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto dai 193 paesi dell'ONU. Voi vi chiederete cosa c'entra con il tema delle orchestre sociali e con il coro Manos Blancas e Mani Bianche. C'entra perché questo traccia un percorso di molti anni che gli Stati si sono impegnati a seguire per creare un mondo migliore e per lasciare soprattutto un mondo migliore ai nostri figli. Io in tutte le proposte che vedo la domanda è sempre la stessa: io insegno musica, cosa posso fare? Come posso tradurre o declinare queste attività, questi progetti nella mia attività? Il coro Mani Bianche nasce da un coro Voci Bianche. Nel 2008 ho iniziato ho messo su questo coro d'istituto con una partecipazione soddisfacente di ragazzini e dopo un po' di anni, però devo dire la verità, mi sono un po' stufata. Cioè, quando capisci che manca qualcosa, che manca l'entusiasmo, quello che diceva Roberto, la motivazione, prima di tutto deve essere la nostra. E io ringrazio Johnny e Naibet perché mi hanno tagliato le gambe all'altezza delle ginocchia adesso, perché il momento esatto in cui io mi sono innamorata di questo progetto è stata la visione del video di Abbado. Io ho provato le stesse emozioni, la stessa commozione, che non è solo il lato sentimentale, ma è la bellezza del progetto.
la bellezza di offrire la musica, che la musica abbia un senso per tutti i bambini, non solo per i fortunati che possono permettersi di avere uno strumento, di avere la possibilità di frequentare una scuola. E quindi io mi ricordo che ho passato una sera intera a leggermi, a guardarmi tutti i video possibili e immaginabili, perché avevo intuito che quella era quello che volevo fare, volevo diventare quello che volevo diventare come musicista e come insegnante, e mi ha stupito perché mi ha cambiato anche come donna. È iniziato un percorso che è stato abbastanza faticoso, perché io, lavorando nella scuola statale, non me ne voglia, ma Annalisa, ma a volte siamo dentro a un sistema in cui le barriere burocratiche a volte spengono i fuochi, spengono gli entusiasmi, la fatica è sempre tantissima e in questo ci vuole un po' di fortuna, che io ho avuto perché lavoro in un istituto che è sempre stato veramente è composto da persone sensibili e persone che mi hanno dato fiducia, e io dico sempre abbiamo una dirigente illuminata che mi sostiene e a volte anche mi sopporta. Il primo gol, sono 17 gol, ma ne ho tagliati alcuni perché immagino siate stanchi. Il primo gol è di Daphne Nederhorst, fondatrice di Sawa World, che è impegnata in Africa a risolvere i problemi di povertà delle persone che stanno attorno a lei. E ci lascia la frase: credo in un mondo in cui la povertà estrema non sarà che un ricordo lontano. In Italia, soprattutto nel nord-est, non abbiamo una povertà che si possa dire tale, almeno non finora, ma sicuramente abbiamo una povertà culturale, dove abbiamo famiglie che molto spesso lasciano i figli o nelle scuole fino a sera o in gruppi o parrocchiali, e i più fortunati hanno i nonni. Io mi sono accorta che molti dei miei bambini, ma pazienza loro, molte delle mie famiglie non erano mai entrate in un teatro, ma neanche il teatro del paese, non sto dicendo la Fenice, neanche il teatro del paese. E quindi uno dei miei obiettivi era far vedere ai ragazzi la bellezza che crea la musica ed uscire anche dal protagonismo che è tipico di questi anni, perché quando un ragazzo ha un microfono davanti si crede la velina di turno, oppure la prima domanda è: ma quante visualizzazioni hai? Ecco, lo sappiamo bene, no? Il secondo gol ha titolo Zero fame ed è lanciato da Massimo Bottura, che tra i vari ristoranti che ha si occupa però anche di dare cibo alle persone attraverso le osterie francescane. La frase, che io approvo in pieno, e io aggiungerei anche per il vino: condividere un pasto è un atto d'amore. Ecco, un atto d'amore è anche condividere un percorso e condividere tutti quei progetti che richiedono la cura delle persone, anche semplicemente per riuscire ad aiutare a far muovere su un palcoscenico i ragazzi. Ecco perché il mio coro molto spesso aiuta ed è disponibile per le associazioni di disabili con cui collaboriamo per piccoli progetti. Il prossimo gol è di Cifnat Ebosarco, direttore di un ONG che lavora per portare salute e benessere nella popolazione del Ghana.
La frase è: solo garantendo la salute possiamo creare benessere. La salute sembra una cosa scontata, ma non lo è più, lo abbiamo visto purtroppo in questi anni, in questi 2 anni di pandemia, e a tutti i livelli, non solo per gli anziani ma anche per gli adulti e anche per i bambini, e quando sono i ragazzi a soffrire tutto diventa più difficile e più doloroso. Noi nel coro abbiamo avuto, avendo dei bambini con delle disabilità, sappiamo che sono molto fragili. Abbiamo avuto una ragazzina che è stata colpita da un ictus e proprio sotto le feste natalizie. La cosa bella è che i ragazzi hanno chiesto di passare il Natale, la vigilia di Natale, nella cappella dell'ospedale dove lei era ricoverata, e lei, quando l'ha saputo, si è fatta accompagnare con il letto per salutarci. Ecco, quindi far capire ai ragazzi che quello che hanno, quello che siamo, non è scontato, è un regalo e dobbiamo usarlo per restituire almeno un po' di questo bene. Andrea Gassi, capo di una fondazione che si occupa di educazione, garantendola a chi non ce l'ha. Sono nato in una città nota per la propria abilità nel realizzare l'impossibile. Crepè dice che educare significa tirare fuori il talento di ognuno e renderlo libero. Quindi educare significa mettere le ali e permettere ai ragazzi di andare avanti, di spiccare il volo, di volare, qualsiasi sia la loro abilità e la loro capacità. Il mio coro ha avuto una storia travagliata. Molte volte mi sono sentita dire che non ero all'altezza perché non conoscevo la LIS, perché non avevo particolari esperienze con il mondo della disabilità, ma io sono un ariete e quindi questo ha fatto solo aumentare, è stata benzina per me, però è stata dura. E mi ricordo però Naibet che mi ha detto, quando le ho espresso i miei dubbi, mi ha detto: guarda, una musicista può imparare la LIS, ma un interprete LIS difficilmente può diventare un musicista, quindi dati da fare e lavora. E questo ho fatto. A differenza dei cori Manos Blancas, io ho scelto, per la tipologia della realtà del mio territorio, di lavorare con un unico coro. È un coro vocale che segna intanto che canta. Quindi si dà la possibilità a tutti di o cantare o segnare o fare entrambe le cose, perché l'esigenza era quella di creare veramente inclusione e creare un gruppo che fosse gruppo da quando arrivano, da quando si salutano, da quando fanno le prove, da quando salgono in pullman per i concerti, per quando si cambiano, fosse un'unica realtà. E nelle prove molto spesso questo dare le ali io faccio i segni e la decisione di come interpretare la canzone in genere la faccio insieme ai ragazzi, perché partendo dall'analisi musicale poi si sceglie insieme dal segno come ampliarlo, come muoversi, come usarlo in funzione della musica. Queste sono le ragazze che mi hanno poi proposto, hanno lavorato e poi mi hanno proposto questa interpretazione. Bonnie Chu, che lavora sull'uguaglianza di genere,
fonda questa associazione che prende le ragazze abusate, marginalizzate, e le rilancia socialmente attraverso la fotografia. Non arrendersi mai e sorridere alla vita. Sorridere alla vita vuol dire accettare la fatica, e sappiamo che a volte, adesso vi faccio ridere, che a volte è tanta, soprattutto bambini piccoli che si trovano a cantare alle 10, alle 11 di sera, però questo aiuta a capire quanto è significativo per la tua vita quello che stai facendo, la fatica. Marco Attisani, lo slogan è acqua pulita subito, e lui si occupa di portare acqua e igiene alle persone. La frase è: cosa fai cambia il mondo per un momento, ma perché lo fai cambia il mondo per sempre. In questo lavoro è vincente, il fulcro è dare importanza, come diceva Naibet prima, dare importanza a tutti, perché anche un ragazzino con una diversa abilità può fare un'esperienza musicale, e bisogna solamente creare le condizioni affinché lui lo possa fare.
Io devo chiudere perché siamo in ritardo e per chi ci sarà ci vedrete questa sera. Grazie di tutto. Grazie Andrea, grazie. No, grazie a Chiara della comprensione anche per il ritardo e di averci portato questa esperienza straordinaria su cui sicuramente avremmo avuto piacere di sapere di più. Concludiamo questa sessione sui cori con l'esperienza di Eliana Gintoli su un percorso musicale di integrazione rom e di contrasto all'antiziganismo. Le diamo subito la parola, la ringraziamo molto di condividere con noi questa esperienza che è veramente un'esperienza di frontiera. Grazie mille. Buongiorno, sono molto onorata di essere qui oggi. Questo convegno è un'occasione importantissima, preziosa per parlare della mia esperienza. Userò qualche slide per qualche immagine che è forse più esemplificativa di tante parole. Ringrazio Isabella Longo perché mi ha sempre incoraggiata in questi anni, mi ha seguita incoraggiata e mi ha invitato, dandomi veramente questa occasione incredibile. Allora, io sono una violoncellista professionista e da una decina d'anni porto avanti anche progetti nelle scuole elementari, soprattutto nelle zone periferiche di Milano. Scusate, così parto e poi vado tranquilla. Ok, sì, è solo. Ok, avanti, scusate, ok. Questi avanti, ok. Ecco, scusate. Quindi porto avanti dei progetti di pratica strumentale e corale nelle scuole primarie e nella scuola media. Prima come insegnante di sostegno, poi di violoncello e poi alla fine di educazione musicale. E devo dire che come insegnante di educazione musicale ho trovato la mia dimensione ideale. Amo il gruppo, come per me è il luogo ideale per interagire, per costruire, per produrre anche. Quello che io cerco di creare con il gruppo classe è proprio una consapevolezza che il lavoro di gruppo è basato sulla responsabilità individuale, personale. Ma tutti voi lo sapete benissimo, quindi non sto a dirvelo, però per me è fondamentale la pratica strumentale, la pratica musicale, il fare musica insieme, perché allora nel fare musica si attivano i meccanismi di ascolto, di rispetto, di osservanza delle regole e il risultato si raggiunge quando il ragazzo si sente connesso alla classe, sente che il proprio sforzo unito allo sforzo degli altri poi dà un risultato. E anche la scelta del repertorio è importante, soprattutto con i ragazzi, con gli adolescenti. Io ho portato, ho portato un piccolo video che mi ha inviato una collega che ha registrato nel viaggio di ritorno di una classe, di ritorno da una gita. Io non ero presente e loro spontaneamente hanno cantato questo che adesso vi faccio sentire. Come si fa? Sì, questo. No, questo è... No. Ok, va. Proprio là. Voi che sapete che cosa è amor, non è vero. Lo so, è tremendo, però è una classe, una seconda media, che
spontaneamente ha cantato Mozart. Poi loro sono una seconda media, quindi sono tutti innamorati, è obbligatorio cantare l'aria di Cherubino, voi che sapete che cos'è amore. Quindi le arie d'opere sicuramente, ai ragazzi piacciono moltissimo, anche il racconto delle opere, io faccio vedere molte opere guidandoli nella visione e soprattutto anche porto avanti la mia battaglia personale contro l'antiziganismo, perché il fatto di essere insegnante delle medie mi dà la possibilità di avere tanti ragazzi ogni anno, sono 9 sezioni, 9 classi, e con loro spesso parlo di tradizione, di cultura romani, perché comunque anche i ragazzi più giovani non conoscono nulla del mondo rom se non i soliti luoghi comuni. Vabbè, ma di questo io parlerò più avanti. Allora, più o meno 12 anni fa a Milano nasceva il sistema Song Lombardia. Avendo io sempre creduto nel valore inclusivo della musica, aderii con molto entusiasmo. Mi sembrò proprio un'occasione perfetta per portare avanti anche le mie idee, i miei progetti, e mi fu concesso di aprire e coordinare un nucleo nel mio quartiere, nella scuola dei miei figli, per cui io conoscevo benissimo il territorio, le famiglie, e andai personalmente a cercare quei bambini a cui secondo me faceva bene un percorso musicale, ed erano bambini sicuramente svantaggiati economicamente e anche lontani socialmente e culturalmente dal mondo della musica classica. A distanza di anni devo dire che da questi bambini ho ottenuto risultati meravigliosi, e 3 anni fa il mio percorso con il sistema si è interrotto. Mi dispiace, ma i nostri obiettivi e soprattutto, diciamo, le modalità operative non erano più coincidenti, ecco. Ma ecco, qui ci sono le varie foto dei concerti che ho fatto in questi anni con i bambini del sistema. Ecco, questo per esempio è una foto a me molto cara, perché sono i Dragoncelli, che è un gruppo di violoncellisti piccolissimi che come dicevi, come mi ha suggerito Sabina Colonna Preti, e li faccio pagare, e il costo è €1 a lezione e 2 se saltano. Ecco, questi sono i Dragoncelli, fantastici. Ecco, io comunque grazie al sistema ho conosciuto tantissimi bambini di diverse origini geografiche, di diverse condizioni sociali, che grazie alla musica hanno avuto un'occasione di crescita personale e culturale. E molti di questi bambini ora sono ragazzi e sono rimasti al mio fianco, e li ho sempre coinvolti in tutte le attività che ho fatto in seguito. Ecco, questo è un flash mob che avevamo organizzato con 500 bambini delle scuole elementari che cantavano l'Inno alla gioia, e un gruppo di musicisti che li accompagnava. È stato per l'inaugurazione della Darsena nel 2015 a Milano. Ecco, questi bambini ora sono ragazzi e sono sempre vicini a me. Io, grazie al municipio della zona in cui abito, ho avuto la possibilità di avere uno spazio, e ho messo insieme loro e grazie anche all'associazione Manmo Cultura mi ha aiutato a anche intercettare i ragazzi delle medie che hanno suonato e che vogliono continuare a suonare, insomma. E questa è un'orchestra che accoglie tutti e si chiama Orchestra Giovanile Milano 5 Chetane. E Chetane è un nome molto importante, perché nella lingua romanese vuol dire insieme, perché questa orchestra è stata creata proprio con lo scopo di unire più ragazzi possibili di diversa natura e di diversa estrazione, soprattutto i bambini rom che stanno iniziando a studiare seriamente uno strumento. E qui entriamo proprio nel motivo per cui sono stata invitata qui oggi, ed è il mio lavoro con i bambini della comunità rom di Milano. Devo dirlo che i rom sono
sono un mondo sconosciuto, sono bombardati da pregiudizi e da cliché negativi, anche se la maggior parte dei Rom che risiedono in Italia hanno una casa, lavorano, i figli vanno a scuola, sono perfettamente integrati nella società, purché non dicano di essere Rom. Sono romeno, bosniaco, macedone, tutto purché non si sappia che sono uno zingaro, perché il Rom è respingente. Su questo mettono d'accordo tutti, il Rom è respingente, vengono vissuti come pericolo, con diffidenza sempre e spesso anche con rifiuto. Il Rom, per integrarsi nella nostra società, deve necessariamente negare la propria romanipè, che è l'identità Rom. Dunque, come mi sono avvicinata io ai Rom? L'occasione si presentò 6 anni fa, perché organizzai un mini campus estivo in un parco della periferia sud di Milano, e avevo conosciuto da poco Diana Pavlovic, che è una rappresentante molto attiva della comunità Rom, ed essendo il parco molto vicino ad un campo Rom, mi venne l'idea di provare a coinvolgere alcuni bambini del campo. Andai per qualche settimana, giusto per metterli a loro agio sullo strumento, e poi parteciparono con gli altri bambini del sistema a questo mini campus estivo. La mattina si facevano le lezioni, tra l'altro bellissimo perché gruppi sparsi in tutto il parco, e il pomeriggio le prove d'orchestra tutti insieme. Devo ammettere che io sono sola in tutto questo percorso, però posso contare su una trama relazionale molto estesa, con musicisti, professionisti, soprattutto del Teatro alla Scala, dove suona mio marito e dove anch'io ho suonato parecchi anni, che sono sempre stati vicini a me, insomma. Si prestano generosamente tanto a trascrivere brani per noi quanto a suonare insieme e anche a insegnare. E in quel caso misi in campo proprio un bel gruppo di insegnanti che si presero a cuore i bambini, e ci fu un bellissimo concerto, un'esperienza stupenda. E dopo questa esperienza con Diana Pavlovic mi chiamò ancora per occuparmi dei bambini del campo di Via Sacile a Milano. Dunque non è un campo, lo chiamiamo campo, ma era un centro di permanenza temporanea, che è come un campo ma peggio di un campo, soprattutto quello che era in chiusura, per cui era in completo degrado, montagne di rifiuti, contenere ammuffiti, topi, e ovunque, questo mi colpì moltissimo, c'erano sacchi con le cose pronte per l'eventuale improvviso abbandono. Eccolo qua, eccolo, Pipino. Non fu facile inizialmente, perché i Rom sono anche loro molto diffidenti nei nostri confronti, e soprattutto loro che erano abituati alla visita di associazioni di ogni tipo, che proponevano progetti di ogni tipo, entravano come meteore, facevano e andavano. E infatti la prima domanda che mi rivolsero fu: tu di che associazione sei? Che progetto ci porti? E a me questa domanda mi brucia moltissimo, perché proprio la lessi così. Vediamo questa, che cosa si è inventata per mangiare sulle nostre teste, perché non è questo il luogo, però si potrebbe aprire una parentesi sull'enorme quantità di spreco, no, delle risorse pubbliche per sovvenzionare progetti assolutamente inutili. No, io ero sola, una libera cittadina, e volevo proporre ai bambini di suonare uno strumento. Potevo offrire viola o violoncello. Ovviamente tutti i Rom vogliono suonare il violino, ma io riesco sempre a convincere qualcuno a suonare il violoncello. Eccoli qua, a suonare il violoncello.
E qui devo anche sfatare un mito, che si dice, no? Dai un violino in mano a un rom e lui lo sa suonare. Non è vero, perché sono bambini con enormi difficoltà di concentrazione, di memorizzazione, anche di manualità fine, di rapporto con gli altri, di una bassissima autostima hanno tutti. Sono bambini che spesso hanno già subito parecchi sgomberi e ogni volta hanno dovuto ricominciare da capo in una nuova scuola, un nuovo ambiente, nuovi compagni, nuovi programmi. Loro partono sempre svantaggiati e non recuperano mai, non recuperano. Da qui poi la frustrazione e l'inevitabile abbandono. Ma nel campo di Via Sacile, con un po' di pazienza, superata la diffidenza iniziale, riuscì a coinvolgere 17 bambini tra violini e violoncelli. Andai per qualche mese regolarmente a fare lezione, ma poi irrevocabilmente il campo fu chiuso e i bambini smistati, i più fortunati nelle case, pochissimi veramente, altri in altri campi, alcuni senza alternativa abitativa. E se vi state chiedendo com'è possibile che una famiglia con 4-5 bambini piccoli possa essere sgomberata senza avere un'alternativa abitativa, ebbene, succede. Però con varie peripezie riuscì a mantenere i rapporti con quasi tutte le famiglie. Andando io stessa nei campi, nelle case che avevano occupato, guardate, anche nei parchi, come mi ha ricordato un amico, anche in furgone in caso di pioggia. E fu un periodo molto impegnativo, ma non mi scoraggiai perché stavo organizzando un evento insieme a Diana Pavlovic proprio all'Auditorium di Milano l'8 aprile, che è la giornata internazionale del popolo rom, e questi bambini erano diventati la forza motrice dell'evento. Senza di loro non avrebbe avuto alcun senso organizzare l'evento, perché l'evento consisteva in un grande concerto in cui erano coinvolti loro, i bambini del sistema e un grande coro formato dai miei alunni delle medie, che avrebbero suonato tutti insieme. E eccoli qua, il coro delle medie con le cartellette con la bandiera rom. Un grande concerto, molti interventi, anche Monio Vadia fece un bellissimo discorso sull'odio razziale, sull'antiziganismo, e per un pubblico formato da 800 ragazzi delle medie e superiori, che sono sicura che quel giorno sono andati via con un'idea diversa dei rom. Questi bambini ex di Via Sacile sono sempre rimasti con me e con loro ho formato il coro e l'orchestra Chetane. Nel gennaio 2020, eccoli qua, il coro, nel gennaio 2020 ci siamo esibiti nel ridotto del Teatro La Scala per la giornata della memoria. E il coro è stato accompagnato da un ensemble della Scala e abbiamo eseguito tra i vari brani anche uno di Paolo Marzocchi, che è quel signore lì che è un compositore molto sensibile e attento, che ha trascritto per noi una canzone popolare russa molto semplice, però c'è stato un accompagnamento molto sostanzioso e virtuosistico dell'ensemble Scaligero. Fu bello, fu bellissimo anche in quel caso. E poi ancora l'anno scorso ho realizzato con un amico regista un video che si trova su YouTube per la giornata della memoria, per celebrare il Porraimos o Samudaripen, che è l'olocausto del popolo rom, l'olocausto dimenticato dei rom. E anche in quel caso ho messo insieme i bambini rom che suonano e i miei alunni delle medie che cantano, e cantano l'inno rom, bellissimo, Gelem Gelem. E finalmente quest'anno, dopo 8 anni, insomma, ho avuto un
piccolissimo finanziamento dal Comune di Milano, integrato poi dall'associazione Opere Roma, che si occupa della diffusione della cultura romani, e sono riuscita a garantire a 21 bambini rom che risiedono nei campi un percorso continuativo con lezioni individuali di strumento e di teoria e solfeggio. Scusate, questo volevo far vedere prima, è il finale del concerto alla Scala, che è stato veramente una grande emozione, soprattutto perché il pubblico era veramente mistissimo, c'erano tutte queste famiglie rom con un sacco di bambini e poi c'erano il pubblico della Scala, insomma. Dunque questo un percorso per 21 bambini che stanno studiando, c'è un insegnante che va da loro e gli fa lezioni di strumento e un altro che gli fa lezioni di teoria e solfeggio. Quando loro saranno autonomi nella lettura sullo strumento, parteciperanno ai concerti con l'orchestra giovanile Milano 5 Chetane. Già quest'anno, l'8 aprile, c'è stata la prima occasione, abbiamo fatto un concerto bellissimo al Chiostro dell'Umanitaria, ma la cosa importante è questa, che questi bambini frequentano regolarmente la scuola e stanno avendo dei significativi miglioramenti sia sul piano didattico che proprio sul piano personale, nei rapporti con i compagni. È un ragazzo, un violinista, ex Via Sacile, che ha fatto un percorso molto impegnativo per lui perché ha subito vari spostamenti eccetera. Lui ha fatto adesso la missione in conservatorio, io stavo aspettando adesso, continuo a mandare messaggi per sapere com'è andata, e lui parla della sua esperienza e dice questo, che da quando lui ha iniziato a suonare il violino e fa parte di questo progetto non si vergogna più di dire che è rom, perché sente che questa cosa gli ha dato una grande forza, una grande dignità, e io auguro a lui e a tutti veramente una luminosa carriera nella musica. Concludo, mi auguro fortemente che l'energia, l'impegno, la passione che ho messo in questi anni non vadano dispersi, e se sono stata in grado di gettare un seme e di farlo germogliare, mi auguro che questo possano fare anche altri, e poi sono anche convinta che l'inclusione passa attraverso il lavoro di molti e non di pochi. Ecco, grazie.